Dottor Claudio Miceli, presidente di ATI Federfarma, ecco, vorremmo fare un consuntivo un po' di come sta andando questo servizio delle prenotazioni alle visite specialistiche, famoso CUP, presso le farmacie, che da qualche mese è stato avviato. Beh, il servizio sta cominciando a carburare, dico, ovviamente come tutte le cose nuove ha bisogno un po' di tempo prima diciamo, entrare nella parte a pieno ruolo. Però dico, quello che noi vogliamo è che la gente sia a conoscenza del servizio per far sì che ne possa usufruire. Ripeto, il costo è modico, sono circa 3 euro per la prenotazione, c'è la possibilità poi in futuro magari di ritirare anche il referto, di pagare il ticket, questo lo possiamo fare già fin da adesso. Però l'importante è che la gente ne sia a conoscenza. Io auspico che il servizio possa avere veramente un risalto non indifferente, che è comodo, dà la possibilità all'assistito di prenotare la propria visita presso la farmacia sotto casa, senza affrontare lunghe code o problematiche, diciamo, magari connesse all'ASP, perché magari non funziona il call center o magari non funziona il monitor o il computer del CUP, come certe volte leggiamo anche sui giornali, oppure perché è ammalato il dipendente dell'ASP e quindi non c'è nessuno che fa la prenotazione. Credo che qualche cosa del genere sia successo in provincia, non mi ricordo esattamente dove. Quindi dico, noi abbiamo inserito questo nuovo servizio, è un servizio di grande civiltà, al nord dove si dice che siano più evoluti di noi, già è partito da diverso tempo. Sfruttatelo e penso che avrà la giusta rispondenza. Tra l'altro è possibile farlo in tutte le farmacie della provincia, quindi da Agrigento a Montevago. Sì, noi abbiamo chiesto l'adesione alle farmacie e c'è stata un'adesione piena, quindi noi abbiamo 132 farmacie in provincia di Agrigento, tutte e 132 hanno aderito, quindi è possibile farlo dappertutto. Ci sono nuove iniziative, diciamo, che state sviluppando brevemente con l'ASP, con la sanità. Ma iniziative ce n'è tanto, potremmo stare a parlare giornate intere, però dico, mano a mano, dico, noi tramite anche la vostra emittente vi notizieremo, vi terremo informati. Dico, adesso ci sarà uno screening del diabete a livello nazionale, questo sarà molto importante, saremo interfacciati con una centrale, questo dico, insieme a altri screening che noi già abbiamo fatto, come quello del colon retto che è stato sviluppato in più step in provincia di Agrigento, sicuramente dà anche un'importanza dal punto di vista epidemiologico, in modo tale che la gente magari non lo sa, si viene a trovare nelle condizioni di scoprire una patologia e quindi poi curarla in modo migliore.